Camera di Commercio di Pordenone Udine è il motore dell'economia locale. Aiutiamo a trasformare idee e progetti in percorsi imprenditoriali, accompagniamo le aziende sui mercati internazionali e promuoviamo l'innovazione tecnologica e la sostenibilità. Il nostro impegno quotidiano è costruire insieme agli imprenditori un futuro prospero per il nostro territorio. Questa ricca varietà di attività rappresenta il tessuto imprenditoriale che sosteniamo e valorizziamo. Come un direttore d'orchestra, la Camera di Commercio coordina e armonizza le diverse voci dell'economia locale. La nostra azione si estende attraverso una rete di partecipazioni strategiche. Siamo parte attiva in società partecipate di consorzi industriali, distretti, fiere ed enti economici specializzati in diversi comparti. Attraverso queste sinergie contribuiamo a delineare percorsi per lo sviluppo del territorio. Orchestriamo le risorse locali per creare una sinfonia di crescita e progresso. Il nostro impegno si rivolge a tutte le imprese, dalle piccole botteghe artigiane alle grandi industrie, dai produttori agricoli alle start-up innovative. Collaboriamo con le diverse categorie economiche per elaborare progetti che potenziano tutti i settori, offrendo supporto progettuale e finanziario. Ci adoperiamo per creare un ambiente fertile per gli investimenti, fornendo servizi mirati e assistenza normativa. In Friuli Venezia Giulia, le radici forgiano il carattere di gente concreta, instancabile e determinata. Persone che costruiscono ogni giorno il proprio futuro, con dedizione e tenacia, dando valore all'intera comunità. Come non amare questo territorio, come non desiderare lavorare in questa terra e per questa terra. Buonasera a tutti voi, vi do il benvenuto, vi abbiamo accolto con questo video alla sua prima proiezione, un nuovo strumento di comunicazione della Camera di Commercio di Pordenone Udine, un video, l'avete visto, davvero emozionale. È un viaggio alla scoperta del nostro territorio da una prospettiva unica che intreccia l'operosità della nostra gente con la bellezza delle nostre terre. Immagini che spaziano tra paesaggi suggestivi e realtà imprenditoriali dinamiche che rivelano l'armonia tra natura, tradizione e innovazione, un mix questo che certamente contraddistingue la nostra terra. Dunque un bel biglietto da visita per questo territorio e per il suo tessuto economico.
Vi do il benvenuto alla premiazione dell'economia e dello sviluppo del territorio della Camera di Commercio di Pordenone Udine, manifestazione che si è radicata nelle sue 70 edizioni. È un'occasione per ascoltare e raccontare storie di questo territorio, storie che più che al passato guardano al futuro e che diventano suggerimenti, modelli per il futuro. Il mondo del lavoro, dell'operosità come da tradizione si ritrova al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e lo fa per rendere il giusto premio, il giusto riconoscimento a chi ogni giorno affronta le sfide dell'essere lavoratore, dell'essere imprenditore, ognuno con le proprie motivazioni, le proprie competenze, la propria professionalità, tutti però uniti nell'obiettivo di rendere il Friuli Venezia Giulia una terra speciale. Un futuro, dicevamo, che è nelle nostre speranze, che è nelle nostre aspettative e soprattutto nella nostra voglia di fare che oggi viene testimoniata dalle tante figure che sono state selezionate per ricevere i premi. 78 in tutto i riconoscimenti che verranno conferiti, suddivisi per categorie che mano a mano andrò a presentare. Intanto un saluto agli ospiti che già siedono sul palco, buonasera, un saluto al Presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine Giovanni da Pozzo, al Vicepresidente Michelangelo Agrusti, buonasera, un saluto all'Assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, al Sindaco della città di Udine Alberto Felice De Toni, un saluto e un ringraziamento all'ospite d'onore di questa serata, grazie al Ministro per i rapporti con il Parlamento della Repubblica Italiana Luca Ciriani. Grazie. Con piacere porto anche il saluto alle tante autorità che sono presenti in sala, in particolare a diversi sindaci, una quarantina in tutto, che rappresentano i comuni dove hanno sede le imprese o dove risiedono i lavoratori che oggi riceveranno un riconoscimento. Un saluto particolare ai componenti il Consiglio della Camera di Commercio, ai presidenti delle associazioni di categoria e ai loro direttori, ma soprattutto un caloroso saluto e un benvenuto agli imprenditori, ai lavoratori che oggi verranno premiati, alle loro famiglie, ai loro collaboratori che da vicino o da lontano fanno il tifo per loro. Sicuramente una serata carica di emozioni. Invito tutti i premiati a gustarsi davvero questo momento, questo giusto riconoscimento. Do ora la parola, lo invito a raggiungere il podio, al Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni. Prego. Allora, bentrovate, bentrovati, vi porgo i saluti dell'intera città, del Consiglio Comunale, della Giunta, a questo evento in questa splendida cornice, quindi complimenti alla Camera di Commercio, al Presidente e Vicepresidente che oggi appunto conferiranno i riconoscimenti a persone che sono distinte sul piano delle imprese e sul piano del lavoro. Vorrei ricordare che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, che lavoratori e imprese costruiscono valore e la politica ha il compito poi di distribuirlo. Qualcuno pensa che sia più difficile fare valore, ma vi assicuro che anche distribuirlo ha le sue difficoltà. Voglio comunque complimentarmi con tutti quelli che riescono a creare valore, perché dopo senza valore non si riesce a distribuire niente, e quindi il lavoro e le imprese sono il luogo dove le persone si autorealizzano e dove danno il meglio di sé. In effetti noi siamo quello che riusciamo a fare, quindi se riusciamo a fare bene gli imprenditori, se riusciamo a fare bene gli artigiani, se riusciamo a fare bene i professionisti, noi stiamo creando valore e anche partecipiamo alla nostra autorealizzazione. Io ho sempre detto che l'innovazione è una disobbedienza andata a buon fine. Che cosa vuol dire? Che bisogna avere coraggio, bisogna avere
il pensiero divergente, può essere anche quello convergente, ma se no a pensiero divergente l'innovare è quasi impossibile. E quindi con questa logica ambidestra di sapere essere creativi ma anche sapere recuperare efficienza, alla fine questo è il mix secondo me di successo di imprese e lavoro. Avere capacità innovative e creative ed avere capacità di creare ordine e fare quindi efficienza. Alla fine bisogna mettere insieme disordine e ordine in un mix sempre unico e ripetibile, storicamente formato. Complimenti a tutti e arrivederci. Grazie al sindaco di Udine. E allora a rappresentare la Camera di Commercio di Pordenone e Udine c'è il logo che vedete nel fondale, raffigurato a sinistra dal simbolo di Union Camere, questo a sottolineare l'appartenenza al sistema camerale nazionale, affiancato da un simbolo originale proprio che è l'emblema dell'accorpamento delle due Camere, un ponte, simbolo di unione, con due pilastri che rappresentano i due territori delle province di Pordenone e Udine. Un ponte sul fiume Tagliamento. Ed è arrivato il momento di entrare nel vivo della cerimonia, di cominciare con le premiazioni. Chiederò nel corso della cerimonia aiuto agli ospiti per il conferimento dei premi. A tal proposito chiamo subito accanto a me sul palco Michela Vogrige, che nella giunta camerale rappresenta il settore della cooperazione. E così diamo avvio alla cerimonia e alle premiazioni. Buonasera, grazie per l'aiuto intanto. Ricordo che i premiati ricevono un diploma di benemerenza con apposta una prestigiosa riproduzione in oro della moneta con cui l'imprenditore Jacopo Linussio pagava le proprie maestranze, lungimirante esempio di imprenditorialità del Settecento con impianti dislocati tra la Carnia e San Vito al Tagliamento proprio a cavallo dei territori che ora costituiscono l'area di competenza della Camera di Commercio. Partiamo subito con la categoria contaminazione lavoro impresa, ovvero i premi riservati ai lavoratori dipendenti di aziende con sede e o unità operativa nei territori di Pordenone e Udine. Allora ci spostiamo un po' così lasciamo il centro della scena ai premiati. Cominciamo con Denis Santi, che invitiamo a raggiungerci al centro del palco. Per i 30 anni di attività alla Santi Alessio di Porcia. Conferimento del premio, la foto e grazie. Un applauso. Vedrete nel corso della cerimonia scorrere alcune immagini che raccontano presente e passato delle realtà che andiamo a premiare. Proseguiamo con Laura Cosani. Anche per lei il centro della scena, per lei il riconoscimento, i fiori, 35 anni di attività, dipendente della Ceccarelli Finanziaria di Udine. Anche per voi la foto. Grazie e l'applauso della sala. Proseguiamo con Enrico De Antoni. «36 anni di attività, dipendente della Unilin Italia di Udine». Anche per lei il riconoscimento. Guardiamo il fotografo. Ecco. E anche per lei uno scatto ricordo di questa serata. Grazie, complimenti. È il momento di Orietta Moretti. Buonasera anche a lei. 37 anni di attività, dipendente della Paviotti di Tiezzo di Azzano X. Complimenti. Il premio non lo lasceremo mica qua. Grazie anche a Orietta Moretti. Sul palco, al centro del palco, ora Alessandro Cavaliere.
37 anni di attività, dipendente della Cantieri Marina San Giorgio di Pordenone. Complimenti anche a lei. Paolo Venturini. (37 anni di attività, dipendente della Fantoni di Osoppo). Complimenti. Abbiamo sentito che in sala c'è chi fa il tifo per lei. Fabrizio Vecchiato. (37 anni di attività alla Vecchiato Walter C di Castions di Strada). Congratulazioni anche per voi, lo scatto, la fotografia ufficiale. Complimenti. Guido Frison. Festeggiamo e premiamo 38 anni di attività alla Lignano Pineta SPA di Lignano Sabbiadoro. Anche per lei la pergamena, la foto ufficiale, l'applauso e i complimenti della sala. E adesso è arrivato il momento di chiamare sul palco la prima lavoratrice che ha superato i 40 anni di lavoro. Dunque, esemplare nella fedeltà e nella dedizione, un benvenuto e un applauso per Silvia Cossettini. (41 anni di attività alla serigrafia per Toldi di Reana del Royale). Complimenti davvero. È la volta di Lina Colaone. (41 anni di attività, dipendente della Confcommercio Imprese per l'Italia Udine, realtà ben rappresentata in platea. Grazie mille, complimenti. Ringrazio la dottoressa Vogridge per l'aiuto, la invito a riprendere posto e intanto invito a salire per continuare ad aiutarmi in questa cerimonia Gino Vendrame, che nella giunta camerale rappresenta il settore dell'agricoltura. Buonasera e grazie in anticipo per l'aiuto. E possiamo dunque proseguire con la prossima premiata, che è Manuela Ferrazzo. (42 anni di attività, dipendente dell'Impresa Verde Friuli Venezia Giulia di Udine, che qui vediamo in una foto che immaginiamo risalire all'82, ecco. Complimenti, complimenti, congratulazioni. Grazie mille, complimenti. Ed ora l'ultimo lavoratore a salire sul palco, con un numero davvero importante, oserei dire sensazionale, di anni di onorato servizio. Accogliamo con un grandissimo applauso Giovanni Fantuzzi. Buonasera. Pensate, 54 anni di attività, dipendente della GL Plus di Pravis Domini. Congratulazioni davvero. Congratulazioni. Passiamo ora alle imprese. Il premio si chiama Iniziativa Imprenditoriale, è destinato alle imprese che si sono affermate in particolare negli ultimi 3 anni sui mercati anche internazionali per intraprendenza commerciale, realizzazioni innovative, qualità della produzione dei servizi, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali. Ed iniziamo subito dal settore agricoltura con il primo premio che va ad Alberto Carlo Dattimis Maniago Marchiò, Buttrio. Ritira il premio Fabio Dattimis Maniago Marchiò.
Intanto vi ricordo che all'ingresso avete ricevuto il libretto di sala, un libretto che contiene più nel dettaglio le storie che presentiamo dal palco in maniera sintetica, ma tutte le curiosità e gli aneddoti li potete ritrovare nel libretto di sala. Il secondo dei 5 premi se l'è aggiudicato l'azienda agricola Algelso di Stella Ermenegildo e Meneghel Cecilia. Ritira il premio il legale rappresentante John Stella. Un giovane brillante alla guida dell'impresa di famiglia che si occupa di allevamento di bovini, coltivazione di seminativi. Congratulazioni. Prossimo premio all'azienda agricola Alturis di Cividale del Friuli. A ritirare il premio il contitolare Marco Zorzettig. Azienda agricola vitivinicola in continua evoluzione, dove il concept è stato ampliato e innovato per una esperienza a 360 gradi del cliente. Complimenti. Il terzo premio del settore agricoltura è per la società agricola Pavan di Cordenons. A ritirare il premio il legale rappresentante Mattia Pavan. L'azienda ha saputo cogliere le sfide per rilanciare un proprio modello di coltivazione e allevamento grazie alla digitalizzazione e alla sostenibilità. Complimenti! Il quinto premio ora della sezione agricoltura, che è per la società agricola Odorico Giampaolo, Gallo Elena e Odorico Luca di Rivignano Teor. A ritirare il premio il perito agrario Luca Odorico. (120.000 metri quadrati suddivisi tra serre riscaldate di ultima generazione e tunnel freddi dedicati alle colture floricole. Congratulazioni! Dopo l'agricoltura è arrivato il momento dei 3 premi riservati al settore cooperazione. La prima ditta è Applicatori Società Cooperativa di Basiliano. A ritirare il premio il geometra Zaccaria Cisilino. Buonasera e complimenti anche a lei. Dedita alla realizzazione e posa di coperture, tetti e lavori di impermeabilizzazione, dalle 500.000 lire del 1984, ora il bilancio chiude a 4 milioni. Complimenti. Il secondo premio è per Coprogetti, società cooperativa a responsabilità limitata di Pordenone. A ritirare il premio l'ingegner Matteo Bordugo, legale rappresentante. Un importante compleanno, compie 50 anni la cooperativa che si occupa di progettazione architettonica, ingegneristica e pianificazione urbana. Un bel modo di festeggiare questo compleanno. Complimenti. Altro premio cooperazione dell'iniziativa imprenditoriale a Essiccatoi Friuli Venezia Giulia, società cooperativa agricola di Castions di Strada. A ritirare il premio il presidente Carlo Antonio Feruglio. L'Unione fa la forza e questa nuova realtà aggregativa regionale coinvolge oltre 1.800 soci conferitori coprendo un territorio di 60.000 ettari. Complimenti anche a questa realtà. Grazie, saluto e congedo a questo punto Gino Vendrame che comunque poi dopo rivedremo, ci sarà per tutti la foto di gruppo. Ci prendiamo intanto una pausa nel conferimento dei premi perché a questo punto la parola passa al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone Udine, Giovanni D'Apozzo, che andrà adesso ad approfondire i temi che sono stati lanciati nel video che abbiamo visto all'inizio
all'inizio, tra cui il futuro che attende questo tessuto imprenditoriale che passa attraverso le nuove tecnologie applicate con l'intelligenza artificiale in uno scenario politico, insomma, che sappiamo bene essere in mutazione. Prego il Presidente di raggiungere il podio. Grazie. Bene, buonasera a tutti, un saluto alle autorità, ai premiati, agli ospiti, grazie al Sindaco De Toni, grazie al nostro Assessore Bini, sempre molto attento a tutte le tematiche che coinvolgono l'economia, e un ringraziamento e un onore, caro Ministro, averti qui stasera con noi. E abbiamo visto nel filmato, è una prima visione, se così la possiamo definire, uno spaccato del nostro territorio, delle sue varie sfaccettature territoriali, montagna, mare, città, città d'arte, nelle varie dimensioni della nostra economia, manifattura, commercio, turismo, cooperazione, agricoltura, nelle varie dimensioni della nostra economia, piccole, grandi, medie imprese. E quindi, pur essendo consapevoli che viviamo in una regione piccola, abbiamo voluto significare quello che è uno spaccato delle due province, quella di Udine e Pordenone, che rappresentano il motore dell'economia della nostra regione, di quello che è il nostro territorio. E questo l'abbiamo rappresentato in 70 edizioni, 65 come Camera di Commercio di Udine, 5 come Camera di Commercio di Pordenone e Udine, unite dal ponte, io lo chiamo il Ponte Massimo, ma è un riferimento per pochi, dal ponte che unisce non solo due economie, ma che ha unito anche due modi di pensare, ha unito delle persone, ha unito dei rappresentanti dell'economia in un rapporto non solo istituzionale, ma soprattutto anche amichevole. E in questi 70 anni, se voi pensate, praticamente dal dopoguerra ad oggi, se noi mettessimo insieme tutte quelle persone che si sono presentate sul palco ora, 70 anni or sono, non so se ci fosse stato un palco, noi potremmo ridisegnare quella che è la storia dal dopoguerra a oggi dell'economia della nostra regione. E questa è una cosa che io ritengo importante, perché stasera non andiamo solo a premiare i lavoratori, i nostri importanti lavoratori, non solo gli imprenditori, piccoli, grandi, medi, di tutti i settori, ma andiamo anche a premiare quella che è un po' la nostra società. Le eccellenze stasera sono rappresentate dal mondo dello sport, dal mondo della cultura, dal mondo dell'economia ovviamente, dalla cooperazione transnazionale, con riconoscimenti anche speciali al mondo dell'università, al mondo delle forze armate, della scuola, della medicina e quant'altro. Quindi è un momento per rappresentare la società nella sua complessità, dove l'economia però giustamente è il driver di questa società. Ma questa è una serata non solo per premiare, per ricordare le storie di aziende e di lavoratori, ma anche per fare alcuni ragionamenti, riflettere sulle sfide e le opportunità che ci attendono e sul percorso che le nostre imprese devono intraprendere, soprattutto con una visione, con un fatto al quale dobbiamo abituarci: la velocità dei cambiamenti. È una velocità legata alla tecnologia, di cui parleremo dopo, è una velocità legata alla geoeconomia, alla geopolitica. Provate a pensare quelli che sono stati gli ultimi provvedimenti restrittivi del Covid, mi sembra 2 anni e mezzo fa, ma sembra un'eternità, li abbiamo rimossi. Provate a pensare alle ultime elezioni europee, non hanno neanche completato la Commissione europea, che ci sembra già un qualcosa che sta alle nostre spalle. Le elezioni americane non si sono neanche insediate, il governo non si è insediato
che già parliamo di quelli che sono i futuri programmi che dovranno essere in atto. Quindi una velocità che riguarda tutti, riguarda le imprese, riguarda le istituzioni, riguarda la complessità della nostra società. E la realtà che oggi viviamo è una realtà fortemente influenzata dalle tecnologie, ne parleremo dopo, ma soprattutto dai cambiamenti internazionali. E oggigiorno ascoltiamo quotidianamente, lo leggiamo sui media, parole come reshoring, friendshoring, disaccoppiamento, de-risking, sono parole ormai, anche se anglofone, alle quali ormai ci siamo abituati, ormai le conosciamo, e descrivono una realtà in cui quelle che erano le relazioni solide, conquistate in decenni, in tanti anni, sono improvvisamente cambiate, sono cambiate da un giorno all'altro per tutta una serie di fatti e di eventi che è inutile qui ricordare. Il mercato resta oggettivamente globale, ma si accorciano le catene, le filiere di produzione, si cerca di produrre in paesi il friendshoring amici vuol dire all'interno di quelli che sono i mondi socio-culturali che li accomunano. E questo disaccoppiamento tra sistemi economici, ma soprattutto anche tra aree geografiche, noi lo riscontriamo fra quello che è il disaccoppiamento fra l'Occidente e la Cina in un mondo che diventa sempre più multipolare. Ma anche un territorio piccolo come il Friuli deve affrontare queste tematiche, anche perché poi queste tematiche impattano direttamente sui continenti, sui paesi, sulle nostre regioni, sui nostri territori. E la Camera di Commercio ha sempre avuto una grande attenzione sulle tematiche geoeconomiche e geopolitiche. Molti di voi ricorderanno che fin dal 2013 con Friuli Future Forum avevamo iniziato a dialogare con altri sistemi allocati in altre parti del mondo per capire quali erano gli scenari. 2013. Parlare di futuro nel 2013 non era facile, oggigiorno sembra una cosa banale. E abbiamo proseguito dal 2023 con Open Dialogue for the Future, coordinato direttore scientifico Federico Rampini, uno dei più grandi scrittori, commentatori, giornalisti per le tematiche geopolitiche e geoeconomiche, e proseguiremo la terza edizione a marzo, sempre con il supporto di European House Ambrosetti, e il 3 dicembre la presenteremo in anteprima a Milano con Rampini, con l'ambasciatrice Zappia che da Washington ci raggiunge a Milano e con il presidente del NIAF, la più grande associazione italo-americana, Bob Allegrini, per andare a tracciare quelli che saranno gli scenari futuri nei rapporti fra gli Stati Uniti e il resto del mondo. Quindi il Friuli, anche nel suo piccolo, e anche la Camera del Commercio per il suo ruolo, si è sempre incardinata in un contesto geopolitico, geoeconomico internazionale, anche perché le proprie imprese, le vostre imprese, le imprese dei nostri territori, sono imprese che cavalcano tranquillamente gli oceani, che si impongono in mercati molto complessi, molto complicati, sono presenti nel commercio internazionale in un modo molto significativo e quindi è giusto anche che le istituzioni seguano con attenzione quelle che sono le dinamiche di cambiamento. Per riflettere però sul futuro bisogna analizzare il presente e il passato. Non c'è un futuro se non è ancorato a un passato e a un oggi. E questo è un lavoro che la Camera di Commercio lo fa quotidianamente. Ogni 6 mesi c'è l'osservatorio fatto dal nostro ufficio studi. L'ultimo osservatorio è stato presentato in collaborazione, questo per noi è stato un onore, con l'ufficio studi di Banca d'Italia, quindi questo va a identificare la qualità del nostro ufficio studi. E cosa è emerso? Ma è emerso quello che tutti voi imprenditori percepite,
che è anche quello che come Camera di Commercio stiamo cercando di portare avanti con il vicepresidente Agrusti su 2 progetti estremamente significativi. Quello di un nuovo manifatturiero dove il valore aggiunto portato dalle nuove tecnologie diventa centrale, e quello sul turismo dove l'intelligenza artificiale per la valorizzazione di tutti i big data che girano intorno al turismo devono diventare un patrimonio delle imprese stesse. E l'osservatorio ci dice, ma è stato confermato anche recentemente da Banca d'Italia a Trieste una settimana fa, che il manifatturiero, pur essendo ancora il pilastro dell'economia del nostro territorio, sta subendo un rallentamento. Questo lo leggiamo, lo percepiamo. Il rallentamento della Germania impatta direttamente sulle nostre imprese. Tantissime filiere, dall'arredo all'automotive e quant'altro, sono ancorate con l'economia della Germania, che in questo momento è un'economia in difficoltà. Ma questo non vuol dire che in Regione c'è un regresso, come magari qualche pseudo commentatore economico-politico, o togliamo sia economico-politico, ogni tanto vuole far apparire. Questa è una regione che, come dicevamo, ha una complessità nella sua economia, dove a fronte di alcuni settori che momentaneamente non stanno performando per il meglio, altri settori che stanno dando delle soddisfazioni molto positive. Penso all'economia dei servizi, penso all'economia del turismo. Su questa dobbiamo fare una riflessione. Il turismo è l'economia che fa muovere la gran parte dei settori economici. Col turismo si muovono i trasporti, si muovono le costruzioni, si muove l'arredamento, si muove l'agroalimentare, si muove il commercio. Quindi è un settore che, al di là del suo peso specifico, ha un indotto importantissimo e trova la sua applicazione ovunque, in montagna, al mare, nelle città d'arte, su tutti i territori che possono avere delle caratteristiche che possono interessare un visitatore che viene dall'esterno. E noi abbiamo un vantaggio, fa molto bene la Regione, l'assessore Bini, lo dobbiamo ringraziare, di valorizzare uno degli aspetti che magari noi non percepiamo come grande valore aggiunto, invece è un valore aggiunto importantissimo. I siti dell'UNESCO. Voi sapete che l'Italia è il primo paese al mondo per numero di siti dell'UNESCO, 60. Secondo la Cina 59, poi ci viene la Germania 54 e la Francia 53. Bene, di questi 60 siti UNESCO, nella nostra regione, ma concentrati nelle province di Udine e Pordenone, ve ne sono ben 5. Aquileia, Cividale, Palmanova, le Dolomiti Friulane e il sito del Palù. Quindi abbiamo un driver importantissimo di promozione del territorio, dove la Regione sta spingendo molto e dove la Camera sta seguendo questa promozione con sue iniziative sia proprie che collegate con il territorio, perché va a unire un binomio che io trovo in un concetto di innovazione e sostenibilità importantissimo. Il binomio è l'economia della cultura con l'economia turistica. Sono un binomio fortissimo, dove già ci sono degli eventi, Pordenone Legge, Far East Film, che sono un motore di crescita che viene a valorizzare il territorio, ma che crea posti di lavoro e che crea un indotto importante. Però, se questo deve crescere, bisogna investire. Bisogna investire in infrastrutture e qui gli strumenti finanziari messi a disposizione sono importanti, ma bisogna investire in qualificazione delle risorse umane. Questo è un grande tema, quello delle risorse umane, di lavoratori sia skillati che non skillati, che sono insufficienti per le richieste.
sia del mondo manifatturiero, soprattutto a livello di tecnici, ingegneri e quant'altro, ma anche per il comparto del terziario, sia per il terziario dei servizi che per il terziario del turismo. Sappiamo che ci sono dei temi difficili da affrontare, quello demografico, un disallineamento fra scuola e lavoro. Fortunatamente ci sono alcune scuole di secondo livello che stanno avviando dei percorsi di migliorare questo disallineamento. Abbiamo i nostri ITS Malignani, Alto Adriatico, che stanno facendo un lavoro incombiabile, ma è troppo poco. Abbiamo la fuoriuscita, la nostra è la regione che ha, tra le regioni che hanno più alto numero di fuoriuscita di ragazzi skillati e che poi non rientrano. Abbiamo un dato di cui se ne parla poco, che sono i NEET, che sono i giovani dai 16 ai 29 anni che non hanno un lavoro, o il più delle volte non lo vogliono avere, e che non hanno istruzione. La media europea è dell'11%, in Italia è il 16,3%. Questo 5,3% in più diventa un problema che va affrontato con coraggio, pensando a un'immigrazione buona, formata e guidata, che a questo punto diventa una scelta fondamentale e indispensabile per dare la risposta a tutte le aziende che chiedono figure professionalmente preparate. E qui io devo ringraziare prima il mio amico, poi vicepresidente nonché presidente di Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, che all'interno del progetto Mattei ha individuato nel paese Ghana, e oggi abbiamo l'onore di avere con noi l'ambasciatrice italiana in Ghana che verrà premiata, di un progetto per, attraverso il collegio salesiano in Ghana, per formare e portare qui sul nostro territorio delle persone che sono formate, che hanno acquisito la lingua italiana, che hanno capito quelli che sono i driver del nostro modo di vivere e che sicuramente si sono già inseriti, il primo nucleo è già arrivato, e questo concetto di immigrazione buona è un termine forse un po' scorretto, però dà un'idea dell'immigrazione che è utile, che è giusta, che è corretta per un paese. Io ritengo che sia uno degli esperimenti più felici che sono stati fatti sul nostro territorio e che dovranno trovare ulteriore proseguo. Abbiamo parlato prima innovazione e sostenibilità, la Twin Transition è importantissima, la digitalizzazione avanzata, l'integrazione delle tecnologie digitali, l'attenzione alla sostenibilità, che però sappiamo benissimo che è un tema non sempre facile, soprattutto per le micro e le piccole imprese, è un tema che va affrontato attraverso dei percorsi prima culturali e poi con degli sostegni anche economici, ma è un tema a cui non possiamo prescindere. L'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è uno strumento dirompente, è uno strumento che già è parte fondante del 20% delle aziende strutturate del nostro territorio. E voglio ricordare una frase di Stephen Hawking che ha scritto: l'intelligenza artificiale potrebbe essere la migliore o la peggiore invenzione dell'umanità. La differenza dipenderà da come sapremo governarla, con etica, saggezza e visione. Pensiamo al nucleare, stesso discorso. Il nucleare ha creato la bomba atomica, ma il nucleare è fonte di energia per accendere le lampadine e per mandare avanti i macchinari. Quindi dipende dall'uomo poi come utilizza queste grandi opportunità che l'innovazione mette a loro disposizione. I costi e le competenze comunque sono un problema, soprattutto per le aziende più strutturate, perché trovare competenze adeguate su queste tematiche non è sostenibile. La sostenibilità
È un percorso che richiede il suo tempo, è un percorso che richiede un cambio di mentalità, è un percorso che richiede incentivi concreti, ma indubbiamente è una strada alla quale non possiamo prescindere. Sarà molto più difficoltosa per le imprese meno strutturate, per le imprese piccole. Voglio ricordare che il 94% delle imprese della nostra regione sono microimprese, ma è una scelta inevitabile dove da livello statale a livello regionale chiaramente c'è un percorso di accompagnamento, ma ci vogliono i tempi e le modalità corrette. Come Camera di Commercio noi sosteniamo questi processi direttamente, ma soprattutto attraverso le nostre partecipate, Friuli Innovazione, Catas, Parco Tecnologico di Pordenone, l'EF, CVQ, Fiera di Udine, Fiera di Pordenone, sono gli strumenti partecipati dal sistema camerale di Udine e Pordenone che servono proprio per indirizzare a questa doppia transizione. E questa doppia transizione è anche il driver principale del paper di Draghi, dove per il rilancio dell'economia si parla di innovazione, competitività, autonomia energetica, ma attraverso un percorso definito chiaramente dal Presidente Draghi, riformare la regolamentazione. Noi in Europa abbiamo troppe regole e poche certezze. Gli Stati Uniti hanno meno regole e un'economia che sta andando alla grande. Le regole ci devono essere, ma non possono essere regole che servono per rendere difficoltoso lo sviluppo di un'economia, di un'azienda. In conclusione, io ritengo che, e qui torniamo all'aspetto iniziale, le premiazioni. Dobbiamo ringraziare oggi tutti quanti noi premiati per il talento, per la volontà e per la forza di cambiamento che all'interno delle loro aziende, come dicevo prima, piccole, medie e grandi, che siano allocate in città, al mare, in montagna, nei parchi industriali o quant'altro, ma a voi che va il nostro più sentito ringraziamento, perché voi siete il motore della nostra economia e l'economia sappiamo che è il motore di una dimensione come quella della nostra regione importante, ma che ha bisogno poi di un raccordo di sistema fra imprenditori, istituzioni, politica, mondo associativo e quant'altro. Da solo nessuno riesce ad andare da nessuna parte, tutti insieme riusciremo a raggiungere grandi risultati. Grazie. Grazie al Presidente D'Apozzo. Noi proseguiamo adesso con la cerimonia di premiazione. Chiedo a tal proposito a Silvano Pascolo di raggiungermi sul palco, di raggiungermi dalla platea per consegnare i prossimi riconoscimenti. Silvano Pascolo che nella Giunta Camerale rappresenta il settore dell'artigianato. Buonasera. Nella categoria dell'iniziativa imprenditoriale ora celebriamo le imprese appunto del settore artigianato, sono 6 le imprese d'eccellenza, iniziamo subito dalla prima che è la Braida SRL Società Benefit di Manzano, a ritirare il premio Lorenzo Braida, legale rappresentante dell'impresa. Buonasera. Dal 2020 è Società Benefit, la prima in Italia nell'ambito della fabbricazione e riparazione di sedie e poltrone per uffici e negozi. Complimenti. La prossima impresa artigiana è Santi Alessio di Porcia, a ritirare il premio il titolare Alessio Santi. Buonasera anche a lei. Da Falegnameria a Perno dell'Industria del Mobile, certificata FSC nel 2019. Prego, avanti, così siamo a favor di luce e a favor di fotografo. Complimenti anche a lei. La terza impresa dell'artigianato è Graphic Service SNC di Matiz Rudi Armando Tolmezzo, a ritirare il premio Rudi Matiz, socio titolare.
Avanti, avanti, prego, prego, venite avanti tutti e due. Dal 1° novembre si presenta con la nuova denominazione Neon Aurora SRL, il diploma riporta la denominazione precedente, la passione e l'inventiva aziendale rimangono identiche. Complimenti, congratulazioni. Ed ora la quarta impresa artigiana, che è Garbino SRL di Pozzuolo del Friuli, a ritirare il premio Damiano Garbino, vicepresidente del Consiglio di amministrazione. Nell'ultimo anno l'officina ha servito circa 3.000 clienti, gestito quasi 5.000 vetture con una media di ingresso di 15 vetture al giorno nelle 2 sedi aziendali. Congratulazioni, complimenti, buon lavoro. La prossima impresa artigiana è Serraglio Giorgio di Valvasone Arzene, a ritirare il premio il legale rappresentante Giorgio Serraglio. Realtà votata all'estero all'innovazione, specializzata nella carpenteria metallica, progettazione e costruzione di impianti per la lavorazione degli inerti e riciclaggio dei materiali di demolizione. Congratulazioni, complimenti. Ed ora la sesta impresa del comparto artigiano, Milleforme Comunicazione Integrata di Bortoluzzi Sara di Udine, a ritirare il premio la titolare Sara Bortoluzzi. Anche per lei il centro della scena, l'applauso. Alla continua ricerca di innovazioni nella grafica pubblicitaria, lo studio si è specializzato anche in lettering design per offrire un servizio di nicchia unico e molto efficace. Congratulazioni, complimenti. Il premio Iniziativa Imprenditoriale per il 2024 prosegue con il settore industria. Il primo dei 6 premi è per BM Infissi SRL di Ronchis. A ritirare il premio l'amministratore Danilo Vignotto. Specializzata nella produzione di serramenti in legno e legno alluminio e con una nuova generazione a prevalenza femminile alla guida dell'impresa. Complimenti a lei e alla sua azienda. Secondo premio dell'industria per Formaro Spedizioni di Pordenone. A ritirare il premio il legale rappresentante Alessandro Formaro. Realtà d'eccellenza nel delicato settore dei trasporti e delle spedizioni internazionali, logistica, servizi doganali, con uno sguardo rivolto al futuro e alle nevralgiche evoluzioni del comparto. Complimenti. Sempre nel comparto industriale, sempre nel settore logistica, riconoscimento per Ceccarelli SRL di Udine, a ritirare il premio Luca Ceccarelli. Complimenti anche a lei. L'eredità lavorativa di Bernardino Ceccarelli è stata raccolta e portata avanti dalla moglie Maria Rosa Zermano e dal figlio Luca Ceccarelli, assieme ai 150 addetti tra collaboratori d'ufficio, operatori di magazzino e 130 operatori viaggianti. Complimenti. Ed ora la quarta impresa del settore industria è ICM SRL di Villa Santina. A ritirare il premio il legale rappresentante è di Mario Morassi. Complimenti, venite più avanti. Una storia di più di 50 anni, specializzata dagli anni 2000 nelle opere di asfaltatura, grazie a investimenti mirati e una precisa strategia attuata dai titolari. Complimenti. Ed ora la quinta impresa del comparto industria, Gruppo Bisaro Sifa SRL di San Giorgio della Richinvelda, a ritirare il premio il legale rappresentante l'enologo Gianfranco Bisaro. Una fucina di innovazione nell'enologia e per i microbirrifici con la digitalizzazione sviluppata a vantaggio della produzione. Complimenti, buon lavoro. La sesta impresa del settore industria è Pelfa Group di Buia, a ritirare il premio il legale rappresentante Andrea Forgiarini.
realtà di riferimento sul territorio all'estero con soluzioni personalizzate per settori industriali chiave come energie rinnovabili, oil and gas, offshore, difesa, siderurgia. Complimenti. Complimenti. Ringrazio Pascolo per l'aiuto. Lo invito ad accomodarsi in sala e chiamo invece dalla platea ad aiutarmi Fabio Pillon, che nella giunta camerale rappresenta il settore del commercio. Approfitto intanto per ricordarvi che trovate nel libretto di sala tutte le motivazioni dei riconoscimenti, delle premiazioni che vengono conferite. Grazie intanto. Premio iniziativa imprenditoriale che prosegue appunto con il settore del commercio. La prima azienda è Blasutic Barbara, l'insegna è quella di The Black Stuff di Udine. A ritirare il premio Giovanni Pigani, marito della titolare, collaboratore in azienda, che ha ricevuto la delega evidentemente. Pub che vanta una menzione d'onore al Guinness Storehouse, la storica fabbrica della Guinness di Dublino, unico Irish pub italiano ad essere menzionato nel museo. Complimenti, congratulazioni. Proseguiamo con la prossima azienda del commercio, Caselli Group di San Giovanni al Natisone. A ritirare il premio l'amministratore delegato Nicolò Sfiligoi. Buonasera anche a lei. Oltre 100 anni di attività nel commercio di macchine e utensili per legno. Complimenti, congratulazioni. Buon lavoro anche a lei. La terza impresa del comparto commercio è Panificio Follador di Prata di Pordenone. A ritirare il premio il titolare Antonio Follador. Grazie all'esperienza da artigiano alla ricerca d'avanguardia sulle tecnologie applicate alla panificazione, Antonio Folladore è punto di riferimento in Italia per il settore Oreca con vaste esperienze in Europa. Complimenti, congratulazioni. La prossima impresa nel settore del commercio è la Conte Colori di Udine. A ritirare il premio l'amministratore, l'ingegner Matteo Conte. Anche per lei l'applauso del teatrone. Una crescita costante nel commercio all'ingrosso e al minuto di colori e vernici, contando ormai 4 sedi e 40 dipendenti. Complimenti anche per lei. Siamo alla quinta impresa del commercio, E-Space di Udine. A ritirare il premio Maurizio Anzi, il titolare dell'impresa. Buonasera. I negozi di abbigliamento di Maurizio Anzi sono caratterizzati da un'ambientazione marcata, fanno epoca e soprattutto portano in regione le tendenze globali. Complimenti, congratulazioni. Sempre nel settore commercio è arrivato il momento di premiare Paviotti SRL di Tiezzo di Azzano X. A ritirare il riconoscimento l'amministratore delegato Franco Paviotti. Agraria specializzata con 3 sedi, 30 dipendenti, fortemente legata al territorio, proiettata verso il futuro, mantiene forte l'identità della famiglia. Complimenti. Siamo alla settima impresa del comparto del commercio, il Cuscinetto SRL di Udine. A ritirare il premio il presidente Giuseppe Gallizzo. Anche qui molti supporters. Il punto di riferimento a Udine su 2000 metri quadrati di esposizione con oltre 40.000 articoli tecnici per l'industria, l'artigianato e l'agricoltura. Complimenti, congratulazioni. L'ottava impresa del commercio è Noi SNC di Bortoletto Gabriella NC di Udine. A ritirare il premio Elisabetta Missinato, socia dell'impresa.
Nata per le 3 socie come una sfida di fronte all'avversità, è una sfida che evidentemente hanno vinto, come dimostrano i 20 anni di apprezzata attività del negozio a Udine con utensili per la casa, cristallerie e vasellame. Complimenti anche a voi. Grazie per il supporto e l'aiuto. Può accomodarsi, ma già le anticipo che tra poco avrò nuovamente bisogno di lei. È arrivato il momento di lasciare la parola all'assessore regionale alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, che invito al podio. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Devo dire che il colpo d'occhio è davvero meraviglioso. 2 cose mi piacciono. Uno, è un teatro pieno, mi dicono che c'è più gente oggi che non l'altra sera per bolle, quindi questo, caro Presidente, davvero è già un successo. 2, sapere che all'interno della Sara ci sono gli attori protagonisti dell'economia della nostra regione, imprenditori, commercianti, artigiani, il cuore, davvero il cuore pulsante. Un'altra cosa che mi è piaciuta è il tifo per i vari amici, i vari colleghi, i vari imprenditori. Anche questo a significare quanto questa manifestazione è sentita. L'aspettiamo, caro Presidente, ogni anno, perché questa davvero è una grande giornata di festa per il mondo delle imprese della nostra regione. Per quello oggi per me davvero è un grande onore portare i saluti dell'amministrazione regionale, del nostro Presidente Massimiliano Fedriga. Un saluto alle autorità presenti, caro Sindaco, grazie per l'ospitalità, Presidentissimi Giovanni da Pozzo e Michelangelo Agrusti, un caro saluto. Caro Ministro, è sempre un piacere incontrarti, ma tu d'altronde sei di casa, quindi ci incontriamo spesso. Per prepararmi all'evento ho letto le 78 storie dei 78 premiati e l'emozione c'è stata, perché qualcuno di voi sa, io prima di essere politico sono un imprenditore, quindi so cosa significa partire da zero, so cosa significa magari avere degli insoluti in banca, so cosa significano le difficoltà che ognuno di voi, ognuno di noi vive nel quotidiano. Per quello ancora di più le vostre storie davvero mi hanno colpito e mi hanno emozionato. Vedete, prima devo fare i complimenti anche all'amico Giovanni per il discorso che hai fatto, davvero completo a 360 gradi, che ha tracciato il presente, ma soprattutto ci ha dato delle indicazioni anche per quanto riguarda il futuro della nostra economia. E mi è piaciuta anche l'inciso che hai fatto su taluni che amano portar sfiga, si dice in italiano corrente, perché ogni tanto quando tu leggi sui giornali dati catastrofici sull'andamento, sappiamo tutti che il momento non è facile, il momento non è bello, il momento è difficile, voi lo sapete ancor più di questi che scrivono ogni tanto sui giornali. E vedete, dicevo, l'economia è fatta l'economia dei numeri, quindi dei segni, più, meno, flessioni, incrementi, quindi momenti di gioia, momenti un po' di sconforto, a seconda se il segno è più o il segno è meno. Però c'è anche l'economia, io la definisco quella reale, quella fatta dalle persone, quelle, e qua ce n'è tanti che ogni giorno alzano la saracinesca della propria bottega, ogni giorno mettono le mani in pasta per produrre, ogni giorno si confrontano con i propri collaboratori. Quell'economia che davvero sa cosa significa, ma lo sa col portafoglio proprio, cosa significa inflazione crescente, cosa significa rincari delle materie prime, cosa significano i dazi. Chi esporta lo sa e lo sa anche bene. Noi come amministrazione pubblica abbiamo
il dovere, per l'amor del cielo, di essere attenti, particolarmente attenti agli andamenti macro e microeconomici, ci mancherebbe altro, ma abbiamo il dovere di sostenere davvero le persone. Guardate, e chi fa impresa, Come Regione Friuli Venezia Giulia, in questi ultimi anni complicatissimi, abbiamo, se tu prendi come riferimento dalla pandemia in poi, abbiamo dei dati positivi. Il momento è difficile, sì è difficile, ma i dati sono positivi. Abbiamo un prodotto interno lordo che è cresciuto dal 19 ad oggi del 5,1%, abbiamo le esportazioni che ultimamente sono in flessione, ci mancherebbe altro, però vorrei ricordare a qualcuno che la navalmeccanica fa parte delle attività produttive della nostra regione, quindi quando si fanno i calcoli sull'esportazione tenete pure conto della navalmeccanica, che comunque in questo periodo ha segnato un più 30%, abbiamo un indice dell'occupazione che è ai massimi storici, uno dei migliori indici d'Italia, ma soprattutto abbiamo un differenziale di oltre 10 punti per quanto riguarda l'occupazione femminile, per quanto riguarda la nostra regione. Quindi a dimostrazione cosa? Mica di quanto la regione, il sottoscritto, il governatore Fedriga, i presidenti delle associazioni di categoria sono bravi, no, a dimostrare quanto il tessuto imprenditoriale della nostra regione si è dimostrato resiliente e resistente in questi anni, anteponendo gli interessi dei propri collaboratori, perché ci ricordiamo tutti quei periodi lì, quando non si sapeva chi apriva, chi chiudeva, quando non si sapeva se si incassava o non si incassava. Io mi ricordo tante testimonianze dirette di imprenditori, di artigiani, che venivano da me e dicevano: guarda, metto mano alla musina di famiglia pur di non mandare a casa gente. Il Friuli Venezia Giulia è sta roba qua. Ed è davvero tanta roba. Quindi voi siete, lo dico, colgo l'occasione di questo palco, di questo evento, per ringraziarvi, innanzitutto come amministrazione pubblica, e penso di poter dire che voi siate davvero un esempio virtuoso per molte persone che in questo Paese non hanno ancora capito che il Paese gira se gira l'economia, perché sono gli imprenditori che assumono, sono gli imprenditori e i lavoratori che fanno andare avanti le imprese. Questo qualcuno dovrebbe capirlo. Ed è vero quello che diceva il Presidente da posto prima, non c'è anno dove non c'è una sventura per chi è impresa. Abbiamo avuto e abbiamo le guerre, abbiamo avuto l'inflazione fortissima, abbiamo la recessione della Germania, ma non dimentichiamoci della Francia, che forse è peggio messa rispetto alla Germania. Abbiamo la crisi, abbiamo una riscrittura delle catene del valore a livello globale. Forse, io dico forse, è arrivato, ma non parlo per noi che il quotidiano lo viviamo, parlo per quelli che probabilmente non hanno capito cosa rischia ancora il nostro continente. Perché guarda, fa poca differenza se tu produci qua, se tu produci in un'altra regione, se tu produci in un altro paese. È l'Europa che si deve dare una svegliata. Sono tutti terrorizzati, ha vinto Trump. C'è il rischio di nuovi dazi, di un mercato. Ma gli Stati Uniti d'America, piuttosto che la Cina, fanno e attuano politiche protezionistiche per la propria economia, ma forse anche in momenti difficili è forse anche normale che qualcuno innanzitutto pensi alle proprie imprese e ai propri lavoratori. Questo discorso, ma lo dico sommessamente ma convintamente, probabilmente dovrebbe cominciare a farlo anche l'Unione Europea, che non lo sta facendo. Noi siamo davvero diventati quel vaso di coccio che rischia di subire
politiche economiche da parte davvero dei grandi blocchi mondiali. E questo non va bene. E questo non va bene perché rischi di condizionare il futuro dei paesi. Vedete, cosa ci possiamo fare noi per invertire, per esempio, il trend produttivo di un paese Germania, se questo paese Germania si è legata a mani e piedi nei confronti dell'economia cinese come terzista? Nulla. Ma cosa ci possiamo fare noi se multinazionali vengono a cercare fortuna nel continente europeo e scappano a gambe levate perché è un continente fatto, lo diceva Giovanni prima, regole, solo regole, sanzioni, tempi biblici per le autorizzazioni. Cioè, è una cosa indegna. E lì chi dovrebbe, come dire, dal più piccolo, e parlo di regione, al più grande, Stato, governo italiano, all'Europa, riscrivere un po' quelle che sono le regole del gioco, perché altrimenti così non si va mica lontani. Cioè tu puoi iniettare risorse economiche, anche tante. Noi ne abbiamo, come Regione Friuli Venezia Giulia, davvero iniettate tante. Lo scorso, quest'anno, chiudo con $500 milioni di euro messo a disposizione. Ma non bastano quelle robe lì. Tu devi adoperarti e si usa sempre sto termine, semplificare, sburocratizzare. Ma lo si deve fare davvero. Per permettere davvero a chi produce da noi di esprimere le proprie potenzialità. È difficilissimo oggi farlo, difficilissimo davvero. Guardate, io non voglio portarvi via troppo tempo, sono stato forse anche abbastanza troppo lungo. Quello che vi chiedo, lo chiedo alle associazioni di categoria in primis, ma lo chiedo all'intero sistema economico della nostra regione: continuiamo a lavorare assieme come abbiamo fatto in questi anni. Credetemi, c'è bisogno, ma voi lo sapete, un'azienda funziona sì se c'è un grande leader, se c'è un grande imprenditore, ma funziona ancora meglio se c'è una grande squadra di lavoratori, di collaboratori che remano tutti verso la stessa direzione. È questo che noi dobbiamo continuare a fare. Credetemi, continuando a lavorare assieme, seriamente, con dedizione e con lungimiranza, soprattutto con lungimiranza, io penso che potremo continuare a scrivere qualche bella pagina per l'economia della nostra regione. Evviva! Grazie anche all'assessore regionale Bini che ha fatto riferimento agli esempi virtuosi che abbiamo qui in sala e dai quali torniamo subito per proseguire con le premiazioni. Richiamo sul palco il componente della Giunta Camerale per il settore commercio Fabio Pillon. Chiedo nuovamente aiuto. Vi ricordo ancora una volta che nel libretto di sala potrete leggere le storie, come ha fatto l'assessore Bini, le storie che stiamo raccontando in maniera sintetica qui sul palco. Procediamo con un altro settore del premio iniziativa imprenditoriale, quello turistico alberghiero. Il primo dei 5 premi è riservato a Cignino Paolo in C SAS di Tolmezzo. A ritirare il premio Dania Job. Eccola al centro della scena. Prego, venite qui, centrali. La tavola calda è nata come esigenza nel post-terremoto, servizio di ristorazione semplice, economico ma di qualità. Si è dimostrata subito questa un'idea vincente che tuttora raccoglie i favori della numerosa clientela, dunque complimenti. Il prossimo premio è per Hotel Santin Giovanni di Pordenone. A ritirare il premio Giovanna Santin. Buonasera anche a lei. Qui davanti al centro della scena, a favore di Luce Fotografi, venite più avanti.
Eccellente luogo di accoglienza a Pordenone, frutto della lungimirante visione del fondatore, brillantemente attualizzato alle esigenze moderne. Complimenti! Il terzo premio del turistico alberghiero è nella culla del sapore in Friuli, va a Food Temptations. Per l'insegna il Platina, a ritirare il premio il legale rappresentante Raffaele Tonino. Servizio catering di altissimo livello ispirato al rivoluzionario libro del 1400 che per primo affrontò la complessità della scienza gastronomica. Complimenti! Il prossimo premio del turistico alberghiero ci porta in quota con Menegon Stefano, Piancavallo, a ritirare il premio il titolare Stefano Menegon. L'insegna è quella del ristorante Pizzeria Edelweiss. Per i clienti è stato pensato un progetto pionieristico, un menù degustazione immersivo coniugato alla realtà virtuale aumentata. Complimenti, congratulazioni. Dai monti al mare per il premio turismo e ricettività Hotel Ambassador SNC dei fratelli Moretti, Lignano Sabbiadoro, a ritirare il premio la titolare Heide Marie Ambrouche. A guidare l'impresa c'è la nuova generazione che coniuga l'esperienza maturata dai genitori all'evoluzione in chiave attuale dei servizi di accoglienza. Complimenti e congratulazioni. Ringrazio Pillon per il contributo, la invito ad accomodarsi nuovamente in sala. Chiamo invece al mio fianco Eva Seminara che nella giunta camerale rappresenta il settore dell'artigianato. Dobbiamo procedere con una nuova categoria di premio, quella del felice passaggio generazionale. Buonasera, grazie per l'aiuto. Il primo premio è nell'ambito del settore agricoltura e va all'impresa Scarsini Firminio di Tolmezzo. A ritirare il premio il titolare Firmino Scarsini, che arriva accompagnato dal vostro applauso e dal figlio. Buonasera, congratulazioni. Il Mulin Ross è dal Fleck, è situato nel centro di Illeggio e appartiene alla famiglia Scarsini dalla metà del 1800. Oggi Firmino rappresenta la quarta generazione. Complimenti davvero, grazie. Sempre nel premio passaggio generazionale passiamo al settore dell'artigianato con trattamenti termici Todesco Sass di Todesco Gianluca e Alessandra di Maniago. A ritirare il premio Gianluca Todesco, amministratore dell'impresa insieme alla sorella Alessandra. Complimenti. Azienda che è alla quarta generazione, ogni passaggio ha decretato un'evoluzione della ditta, partita come produttrice di coltelli, eccellenza riconosciuta nel mondo. Complimenti. Passaggio generazionale, settore commercio, con il premio che va a Dreosso SRL di Palmanova. A ritirare il premio Donatella Dreosso. Congratulazioni anche a lei. Venite avanti. Una famiglia da decenni impegnata, stimata, rinomata anche al di fuori dei confini regionali nel nevralgico settore del commercio di combustibili e carburanti. Complimenti. Settore turistico alberghiero, il premio passaggio generazionale va a Harris Hotel di Della Pietra Stella Ravascletto. A ritirare il premio la titolare Stella Della Pietra. Bar, ristorante, albergo, alimentari, un nuovo centro benessere, quarta generazione alla guida della struttura e in uno degli incantevoli centri turistici regionali. Complimenti.
Altra categoria di premio che la Giunta della Camera di Commercio ha proposto nel bando per la selezione delle imprese vincitrici, quello destinato ad imprese che hanno avviato percorsi innovativi, lo hanno fatto introducendo politiche volte alla sostenibilità, all'attenzione al patrimonio culturale e ambientale, all'attivazione di processi culturali integrati nel contesto dell'attrattività turistica del territorio. Ad aggiudicarsi il premio 3 splendide realtà. Iniziamo dalla prima, che è l'azienda agricola Tonutti Dino e Marco di Adegliacco di Tavagnacco. A ritirare il premio il socio amministratore Marco Tonutti. Complimenti! Oltre a diverse altre peculiarità, percorrendo la ciclabile delle Rogge a nord di Udine, i turisti possono fermarsi in un vigneto e conoscere i 7 biotopi di Re Fosco, interrogando i QR codes tramite smartphone. Complimenti! Il secondo dei premi Impresa, Ambiente e Cultura è per Italica Società Benefit di Valvasone Arzene. A ritirare il premio Alberto Solza, CEO dell'impresa. Complimenti anche a lei. Un polo produttivo giovane, dinamico, unico nel suo genere, dove i capisaldi sono l'economia circolare, l'utilizzo di energia green e il well-being aziendale. Complimenti. Il terzo premio Impresa, Ambiente e Cultura va a Eupragma SRL di Udine. A ritirare il premio il presidente del Consiglio di amministrazione Fabio Turchini. La società di consulenza ha improntato la propria missione all'irrinunciabile proposito di armonizzare business e benessere delle persone. Complimenti anche a lei. Il prossimo è il premio Innovazione e Trasformazione Digitale, destinato a imprese che hanno avviato percorsi di cambiamento culturale e organizzativo, attivando processi di reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi. 2 le realtà che ricevono questo riconoscimento. La prima è Tempestive di Pordenone. A ritirare il premio Massimo Alessandro Santin, presidente e fondatore della società. Complimenti. La missione aziendale è proprio quella di impiegare la tecnologia per risolvere i problemi delle aziende, per semplificare la vita delle persone con un'ampia varietà di servizi e soluzioni. Complimenti. Il secondo premio è per Arte Video di Palmanova. A ritirare il premio l'amministratore delegato Giuseppe Tissino. Per la sua attività di produzione e post-produzione cinematografica e video, nonché di distribuzione con tecnologie applicate d'avanguardia, che le hanno permesso di affermarsi a livello internazionale. Complimenti! Altro premio, quello Impresa nel Mondo, destinato alle aziende che si sono affermate in particolare sui mercati esteri, anche attraverso un percorso articolato di internazionalizzazione ed espansione, accrescendo la presenza in paesi terzi anche tramite lo sviluppo di relazioni locali. Il primo premio è per Società Agricola Cisorio di Pocenia. A ritirare il premio Andrea Cisorio, socio amministratore della società. Grande tifo. Dedita alla coltivazione di frutta e uva, proprio grazie al vino si sta facendo spazio nei principali mercati enologici mondiali. Complimenti, continuate così. Il secondo premio Impresa nel Mondo è per Brovedani Group di San Vito al Tagliamento. A ritirare il premio Ivano Odreon, amministratore delegato. Lo sviluppo e la produzione di componenti meccanici di alta precisione, ad esempio per l'automotive, avviene negli stabilimenti dislocati in varie parti del mondo, dalla Slovacchia al Messico. Complimenti, congratulazioni.
Uno sguardo alle future generazioni, la Giunta ha confermato nel bando il premio Contaminazione Scuola Impresa destinato a scuole secondarie di secondo grado che grazie ad un percorso significativo nella formazione degli studenti, nell'ottica del loro inserimento nel mondo del lavoro e dell'impresa, anche grazie a progettualità specifiche sviluppate per l'alternanza scuola-lavoro, vantino una lunga storia di radicamento nel territorio di riferimento. Il premio va ai licei paritari Gaspare Bertoni di Udine. A ritirare il premio il dirigente scolastico Gabriele Ragogna. Complimenti! Oggi il Bertone è una realtà ampia e articolata che si pone come centro di promozione culturale, educativa e formativa, aperto a tutti per crescere persone competenti ed eticamente strutturate, pronte a cogliere con fiducia e consapevolezza critica le sfide del Friuli. Complimenti! E arrivano ora due ambiti premi, il premio Giovane Imprenditore e il premio Imprenditrice, selezionati grazie al fattivo contributo e al coinvolgimento dei due relativi comitati insediati in Camera di Commercio. Ne approfittiamo allora per salutare i loro presidenti, i componenti di questi comitati che sono in sala, loro naturalmente buon lavoro perché sicuramente i temi trattati sono importanti, fondamentali. Giovane imprenditrice del 2024, giovane imprenditore, scusate, del 2024 è Roberto Pace, Società Agricola Semplice Fratelli Pace di Preone. L'azienda agricola biologica Fratelli Pace nasce da un'antica passione di famiglia avviata dalla bisnonna. I fratelli Roberto e Michele nel 2018, a 19 anni, decidono di rilevare l'azienda della madre. La passione per la natura incontaminata è diventata così realtà, prendendo corpo e forma nel territorio di Preone, in uno dei comuni più piccoli d'Italia. Complimenti, buon lavoro! Ed ora sì, il premio Imprenditrice del 2024 che va ad Arianna Stocco, azienda agricola Achillea di Malborghetto Valbruna con l'insegna Filoflora. Arianna è titolare di un'azienda agricola biologica montana che si occupa di coltivazione di piante officinali, piccoli frutti nel rispetto del ciclo naturale, trasformandoli in una selezione di tisane, sali, polveri da condimento, confetture e sciroppi, un idillio ottenuto con tanto lavoro e sacrificio, insaporiti dalla passione per la sua terra. Un mix perfetto, complimenti. Ringrazio Eva Seminara per il suo aiuto. È arrivato il momento del nostro ospite d'onore, l'abbiamo salutato all'inizio della cerimonia. Lascio a questo punto la parola al Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Prego. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie Presidente, grazie Sindaco, Assessore e tutte le autorità numerose presenti, so che ci sono anche tanti sindaci. Grazie davvero, per me è molto emozionante essere qui con voi oggi a Udine a rappresentare il Governo, a portarvi anche naturalmente il saluto del Presidente Giorgia Meloni. Questa è una giornata dedicata alla cultura del lavoro e alla cultura dell'impresa, quindi alla cultura di chi conosce la parola sacrificio, impegno, responsabilità, che ha una visione sul futuro. Ed è per me particolarmente emozionante perché vi posso confessare che sedendo in Consiglio dei Ministri, frequentando la Camera e il Senato, mi pongo spesso il problema se sono all'altezza, sento proprio la responsabilità fisicamente sulle spalle di rappresentare non tanto un partito o una coalizione, ma un popolo, quello friulano, con lo stesso impegno, con la stessa serietà. E so che non è facile essere all'altezza di tante persone come quelle che oggi sono state qui premiate, che rappresentano per noi un motivo di orgoglio, un esempio di come si debba vivere la propria vita professionale e familiare. Io ho ascoltato le storie brevi dei premiati, ce ne saranno altre. E
vorrei ricordare qui con voi una cosa che dico spesso, ma mi piace ripetere, cioè pensando alle storie appunto raccontate, mi è venuto in mente che noi abbiamo visto crescere, io da ragazzo, spero anche, sono sicuro anche tanti di voi, nei nostri piccoli paesi, che per chi come me viene da un piccolo paese di campagna, le fabbriche insieme alle case, insieme alle chiese, i profili della casa, della fabbrica, della chiesa erano spesso indistinguibili. Abbiamo visto le stalle dei nostri nonni, dei nostri padri trasformarsi in officine, e quelle officine diventare delle grandi aziende capaci di competere in ogni parte del mondo, di vincere sfide incredibili, da renderci davvero tutti quanti molto orgogliosi di far parte di questa tradizione, perché qui si respira proprio la volontà di fare impresa, cioè la volontà di emergere, di dimostrare di essere in grado di fare da soli, di creare un'azienda, di creare un'impresa artigianale, di creare un'attività commerciale, insomma di darsi da fare in prima persona. E lo voglio ricordare perché quello che oggi qui celebriamo tutti quanti insieme è esattamente il contrario di quello che qualcuno ha raccontato e continua a raccontare, cioè che nella vita è tutto gratis, è tutto facile perché siamo tutti uguali. La verità secondo me è un'altra, la verità è che la povertà non si cancella per decreto, che la ricchezza non cresce sugli alberi e non cade dal cielo. L'unica strada per creare ricchezza e per distribuirla, come diceva anche il sindaco, è sempre soltanto una sola: lavoro, impresa, rischio, merito. E noi oggi qui stiamo anche a rappresentare, lo diceva bene l'assessore Bini, una realtà economica che nonostante mille difficoltà cresce e ha il segno più di fronte, non era affatto scontato. I dati economici, macroeconomici dell'Italia dicono che l'Italia è un paese che ancora naturalmente ha i suoi problemi, ma che può guardare con ottimismo al futuro, senza trionfalismi. Noi viviamo in un'economia, come dire, molto connessa a quella tedesca, che soffre moltissimo, è quasi in recessione, ma possiamo, ripeto, guardare con ottimismo al futuro, nonostante certi professionisti del pessimismo che sono molto, come dire, che frequentano molto spesso soprattutto i giornali e le televisioni. Noi crediamo che quello che è accaduto, cioè che l'Italia ha ripreso a camminare, non è merito del governo, né di quello comunale, né di quello regionale, né di quello nazionale, è merito delle imprese e dei lavoratori che ancora una volta hanno saputo vincere sfide incredibili. Noi ci apprestiamo, parlo naturalmente del governo in questo frangente, a votare la legge di bilancio. Proprio domani a Roma incominceranno gli incontri con le forze di maggioranza e con le opposizioni, perché incomincia la trafila degli emendamenti, dell'ammissibilità, della verifica, eccetera, eccetera. Naturalmente la parte più grande della manovra economica è già stata disegnata e approvata dal Consiglio dei Ministri. È una manovra come le altre che le hanno precedute, improntata al pragmatismo, al buonsenso e a grande prudenza e senso di responsabilità. Posso ricordare qui una platea di esperti e di imprenditori che abbiamo reso strutturale il taglio del cuneo fiscale, abbiamo ampliato anche la platea degli aventi diritto, abbiamo cercato di usare le risorse che abbiamo, che non sono infinite, per aiutare le famiglie e la capacità di spesa dei ceti meno abbienti. Abbiamo chiesto un sacrificio anche alle banche e alle assicurazioni, non per inseguire demagogia, ma perché è giusto che tutti facciano la loro parte nel momento in cui il Paese ha bisogno di una spinta per ripartire. Ci siamo anche assunti la responsabilità di cancellare norme probabilmente molto popolari, ma secondo noi molto dannose, come il reddito di cittadinanza, le cui risorse, circa 10 miliardi di euro, sono destinati invece a incentivare le assunzioni. Vorrei ricordare, è stato già detto, che in questo momento noi abbiamo il record di persone assunte, persone che lavorano in Friuli Venezia Giulia e in Italia come mai non si era visto in tanti anni precedenti. Abbiamo anche avuto il coraggio impopolare di cancellare il super bonus 110%. Su questo voglio dirvi parole molto nette. Quello che stava capitando col super bonus 110% era una tragedia per i conti pubblici dell'Italia. Noi possiamo discutere 1000 volte, possiamo confrontarci 1000 volte, ma la realtà dei numeri è quella. Il super bonus aveva creato e ha creato un buco che è una voragine dei conti pubblici che valeva più di 100 miliardi di euro. Era necessario intervenire e invertire la rotta, perché oltre ai conti che doveva pagare lo Stato c'era anche un enorme debito a pagare in termini di truffe che purtroppo in queste circostanze in Italia, ahimè,
sono sempre spesso molto numerose. Ecco, in tutto questo, in questo contesto di difficoltà, di prudenza, di tentativo, vi posso garantire sincero di aiutare le imprese ad assumere, le imprese a continuare, ma soprattutto le famiglie ad avere un potere d'acquisto non mangiato dall'inflazione. Ecco, voglio fare solo una nota polemica, ma non posso non farla. Ecco, in questo contesto in cui cerchiamo di dare una mano all'Italia a ripartire, sentir parlare di sciopero generale e di rivolta sociale, francamente, è una cosa che mi lascia esterrefatto e senza parole. Credo che tutti noi dovremmo assumerci le nostre responsabilità, ma nessuno è escluso da assumersi le proprie responsabilità, neanche chi rappresenta i lavoratori e il sindacato. Io da questo palco faccio un appello affinché certe parole d'ordine che risuonano troppo spesso lasciano lo spazio alla responsabilità e al buonsenso, perché non abbiamo bisogno di scontri, non abbiamo bisogno di manifestazioni che fanno pensare agli anni 70, abbiamo bisogno di guardare avanti, confrontandoci tra persone che la pensano in maniera diversa, ma all'interno di un perimetro che è quello della civiltà liberale e democratica di questo Paese. E lo voglio anche dire perché se avessimo un po' di onestà intellettuale dovremmo anche riconoscere che questo governo, con tutte le sue difficoltà, perché non è un governo di persone perfette che fa tutto per bene, è riuscito a ridurre lo spread, il famoso spread che era lo spauracchio della nostra economia, ai minimi storici come non si vedeva da tanto tempo. E anche le agenzie di rating, che certamente non ci amano, hanno cambiato, modificato l'outlook, cioè la previsione in senso positivo. Insomma, si respira un'aria di ottimismo cauto, non di trionfalismo, ma di ottimismo nella possibilità di questo Paese, non di questo governo, di farcela ancora una volta e di ripartire. E c'è un altro elemento su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, che è la stabilità politica, che è un dato positivo per l'economia. Cioè gli investitori scappano dai paesi che non sono stabili. E noi abbiamo garantito questa stabilità e la vorremmo garantire in maniera anche strutturale, definitiva, anche con le riforme del premierato. Perché vi invito a riflettere su quello che diceva anche il Presidente della Posta, su quello che ha detto l'assessore Bini. Noi ci confrontiamo con un mondo che non sta fermo, che non ci aspetta. Allora noi abbiamo visto cosa è successo negli Stati Uniti, non sono qui a fare propaganda peraltro tardiva per Trump o per la Harris, mi interessa davvero molto poco. Però dobbiamo prendere atto che c'è un mondo, quello nordamericano, che con Trump e con Elon Musk ha deciso di vincere la sfida globale della tecnologia, degli investimenti e della globalizzazione. E di questo è un fatto. E noi non possiamo immaginare di sfidare gli Stati Uniti, la Cina, l'India, la Turchia, tutti i paesi emergenti con governicchi stile Prima Repubblica che durano 8 mesi, 10 mesi, 12 mesi, perché noi così non siamo affatto competitivi, oltre a non essere affatto credibili nel contesto internazionale. E anche da questo punto di vista, piaccia o non piaccia, l'Italia in questo momento, il governo italiano è il governo più stabile che c'è in Europa, più stabile della vicina Austria, più stabile sicuramente della Francia che ha i problemi che sappiamo, più stabile della Germania che va a elezioni anticipate, più stabile della Spagna il cui governo si regge per la differenza di pochi voti. E quindi io credo che noi dobbiamo andare avanti su questa strada, al di là delle differenze politiche che ci possono essere, sono legittime e anche, vuol dire, inevitabili, anche giuste, anche sicuramente utili, ma non possiamo stare fermi e non possiamo neanche immaginare che l'Unione Europea sia quella che ha commesso il suicidio perfetto della filiera dell'automotive. Siamo riusciti a distruggere un'intera filiera, siamo riusciti a creare decine di migliaia di possibili esuberi, ovvero licenziamenti. Abbiamo consegnato quella filiera che era un nostro vanto all'economia cinese e adesso la Commissione Europea chiede dazi all'entrata per le automobili cinesi secondo la vecchia logica di chiudere la stalla dopo che sono scappati i buoi. Ecco, così noi francamente non potremo andare molto lontano. Ecco, io, siccome so che il tempo a disposizione è poco, mi fermerei qua, anche se naturalmente parlando di economia, di società, di politica, le cose da dire sarebbero naturalmente tantissime, ma siamo qui per i premiati, per i tanti premiati che ho visto salire su questo palco, molti di loro li conosco anche personalmente ed è un'emozione anche per me, immagino che emozione sia per loro. E quindi voglio concludere dicendo che più di tutto quello che noi possiamo dire oggi e raccontare da questo palco parlano le loro storie, le vostre biografie.
Il motto che noi ci siamo dati come governo, il nostro insediamento, che ha voluto in prima persona il Presidente Giorgia Meloni, è: noi non vogliamo disturbare chi vuole fare. Ecco, noi sappiamo che la vera ricchezza di questo Paese, dell'Italia, sono le imprese, anche le piccole realtà familiari, i negozi di quartiere che sopravvivono, le attività artigiane, commerciali che si tramandano da padre in figlio, come abbiamo appena visto. Ecco, voglio dirvi che noi non faremo tutto giusto, potremmo anche sbagliare, ma troverete in noi sempre un alleato disposto ad ascoltarvi, mai un nemico che vi vuole schiacciare. E mi fermo qui, perché questa è la vostra festa, la vostra giornata, non la mia giornata, ma voglio che siate certi che di tutto quello che avete fatto per voi, per la vostra famiglia, per la comunità, vi siamo profondamente grati e profondamente riconoscenti. Grazie. Grazie anche al Ministro Ciriani. Chiedo ora al Cavalier Massimo Paniccia, componente la Giunta Camerale per il settore delle piccole e medie industrie, di raggiungermi al centro del palco per procedere con il conferimento dei premi. Buonasera. Proseguiamo con i premi decisi dalla Giunta Camerale per sottolineare aspetti peculiari della vita economica delle province di Pordenone e Udine. Primo riconoscimento speciale assegnato a Laura e Rosanna Bombardier di Rivalpo, Arta Terme. Eccole raggiungere insieme il palco. Imprenditrici di successo. Ricorrendo a passione e impegno, venite qui davanti, così riusciamo a fare anche una bella fotografia. Ricorrendo a passione e impegno e con risultati eccellenti in un territorio che sprigiona straordinaria bellezza, capaci di intraprendere attività versatili, dall'edilizia all'agriturismo, dall'allevamento all'accoglienza e ricettività. Complimenti. Proseguiamo con il prossimo riconoscimento speciale, che è per Gesman SRL di Butrio. A ritirare il premio Alessio Ballico. Realtà altamente innovativa, riconosciuta, qualificata nel nevralgico settore dell'ambiente, specificamente nella manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento. Complimenti anche a lei. Altro riconoscimento speciale che va a Colombo e Tamai, Società Semplice Agricola di Clauzetto. A ritirare il premio Giacomo Colombo, socio e cofondatore dell'azienda, insieme a Simone Tamai. Giovanissima realtà agricola di allevamento caprini e ovini, ha saputo creare una varietà eccellente di formaggi integrali che esprimono la massima qualità in un territorio di incanto. Malga Polpazza, complimenti, davvero. Altro riconoscimento speciale, questa volta per Zagolin di Puppini Giorgio, Udine. A ritirare il premio Barbara Francesca Puppini, figlia del titolare. Buonasera, e qui è proprio il caso di dire chapeau. Premio quale esempio di professionalità nella conduzione della signorile cappelleria udinese, risalente a fine Settecento, propone con eleganza e gusto da oltre 2 secoli copricapi e accessori di abbigliamento dalla fattura unica. Complimenti e grazie. Ancora un riconoscimento speciale va a Tassotto e Max Sass di Puzzolo Massimo e Tassotto Luca NC di Pradamano. A ritirare il premio Luca Tassotto, socio e cofondatore della società, insieme a Massimo Puzzolo. Complimenti, congratulazioni. Dall'altra parte della fotocamera questa volta per una foto ricordo. Impresa costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni innovative e originali di forte creatività nel settore della fotografia, coniuga nuove tecnologie alle tradizionali applicazioni nel comparto. Complimenti, congratulazioni. Prossimo riconoscimento speciale va a Bomben Paolo, titolare della Ideallegno Zoppola.
Azienda giovane e dinamica, realizza soluzioni artigianali innovative nel campo dell'arredamento di interni e quindi del Made in Italy, alta qualità, design impeccabile, indissolubilmente legato allo splendido paesaggio locale. Che chiedere di più? Grazie. Invito adesso accanto a noi anche il Presidente D'Apozzo per il conferimento del prossimo premio. Progetto Scarpetti, Scarpes de Chiargne, a Tolmezzo, a ritirare il premio Aurelia Bubisutti, Presidente del Museo Carnico delle Arti Popolari, Michele Gortani. Esemplare percorso di valorizzazione degli scarpez carnici, prodotto iconico della tradizione locale, motore di sviluppo verso una nuova imprenditorialità. L'iniziativa è frutto di una fattiva collaborazione tra gli enti ed è accompagnata dal claim "Il tempo della memoria è il futuro". Complimenti. Eccoli. Grazie, faccio riaccomodare il Presidente D'Apozzo. Paniccia, resti qui con me per il prossimo riconoscimento speciale conferito a MHT Meccanica High-Tech di San Vito al Tagliamento. A ritirare il premio l'amministratore unico Gianfranco Ruffati. Realtà di successo, attiva nella lavorazione meccanica, di assemblaggio di macchine, partner industriale di importanti leader mondiali con oltre 50 dipendenti, esempio illuminato di passaggio generazionale fondato sulle idee e sul prezioso supporto del personale aziendale. Complimenti e congratulazioni. Prossimo riconoscimento speciale a Pezzetta SRL di Fagagna, a ritirare il premio il Presidente del Consiglio di amministrazione Marco Pezzetta. Eccolo. Impresa caratterizzata da una lunga tradizione di operatività con quasi 100 anni di storia, ha raggiunto livelli di eccellenza grazie ai fratelli Pezzetta, contribuendo alla tutela dei prodotti tipici locali con lo sguardo attento alla diffusione della cultura della sana alimentazione. Complimenti. Con il prossimo riconoscimento speciale ritorniamo nel Pordenonese, azienda Bertoia Cesare, Casato Bertoia, Valvasone Arzene, a ritirare il premio il titolare Cesare Bertoia. Complesso aziendale a conduzione familiare profondamente radicato nel territorio, coltiva con maestria e passione le migliori varietà autoctone di frutta e ortaggi con risultati eccellenti, dagli straordinari sapori accompagnati ai profumi di un tempo. Grazie, grazie a lei. Il prossimo riconoscimento speciale va al CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, Udine, a ritirare il premio la Presidente Rita Maffei. Congratulazioni anche a lei. Quale realtà di pregio, da oltre 40 anni punto di riferimento nel settore dell'arte e della produzione teatrale, contribuisce in maniera significativa alla crescita del territorio. Grazie. Congratulazioni. Ringrazio il Cavalier Massimo Paniccia per l'aiuto, può anche lei riaccomodarsi. Ci rivediamo come tutti i premiati, peraltro, alla fine della cerimonia, perché c'è l'attesa importante foto di gruppo. Invito adesso a raggiungermi al centro del palco il vicepresidente Michelangelo Agrusti, che mi aiuterà nel conferimento dei prossimi premi. E siamo arrivati al momento del riconoscimento speciale per Alessandro Fontanelli, che ci raggiunge dalla platea. Un curriculum straordinario, quello del dottor Fontanelli, pioniere nazionale dell'angioplastica. Prego a ritirare il premio, poi rivolgetevi verso il fotografo.
Dicevamo, pioniere nazionale nell'angioplastica nell'infarto acuto, che ha realizzato a Udine il primo progetto italiano relativo. Nel suo lungo percorso professionale ha organizzato 18 congressi scientifici, è autore di 263 pubblicazioni scientifiche edite a stampa, ha lavorato in istituti ospedalieri a Utrecht, a New York, ha frequentato i centri di Rotterdam, Houston, Francoforte, Kansas City, Kiremba in Burundi, e ai tanti attestati si aggiunge recentemente un altro importante riconoscimento, quello di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Complimenti davvero. Il prossimo riconoscimento va al 5° Reggimento Aviazione dell'Esercito Rigel di Casarsa della Delizia. Ci raggiungono dalla platea per ritirare il premio il colonnello Daniele Mantoani, comandante del 5° Reggimento Aviazione dell'Esercito Rigel, accompagnato dal sottufficiale di corpo dell'unità, primo luogotenente Alessandro Zanot. Grazie anche a voi. La motivazione: il 5° Reggimento Aviazione dell'Esercito Rigel è dislocato a Casarsa della Delizia, l'aeroporto militare Baracca, ed è posto alle dirette dipendenze di impiego del Comando Brigata Aeromobile Friuli. Rigel supporta le operazioni aeromobili e aeromeccanizzate in patria e all'estero nei teatri operativi. Il reggimento, con i propri assetti di volo, concorre al servizio di pronto intervento aereo nazionale per l'assolvimento di missioni di carattere operativo e di pubblica utilità sul territorio nazionale. Da parte mia e di tutto il pubblico, di tutto il teatro e non solo, un grazie per quanto fate per la nostra protezione. Grazie. Grazie, grazie di cuore. Presidente D'Apozzo, rimanga qui. Prossimo riconoscimento speciale. Master di 2° livello in salute e umanizzazione delle cure nell'organizzazione e gestione del Servizio Sanitario Nazionale, Università degli Studi di Udine. A ritirare il premio il professor Massimo Robioni, che invito a salire sul palco. Professore ordinario di chirurgia maxillofacciale, direttore appunto del master, direttore della clinica di chirurgia maxillofacciale del Dipartimento Testa, Collo e Neuroscienze dell'ospedale di Udine. Approfitto della foto per reggervi la motivazione: stimolare il pensiero olistico e la capacità adattiva, creare sinergie tra competenze diverse e complementari, trasferire modelli, metodi, buone pratiche, qualificare professionisti per assumere ruoli di direzione, gestione, coordinamento e progettazione rappresentano il fulcro del percorso formativo proposto, che nasce dall'esperienza vissuta all'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale nel Dipartimento Testa, Collo e Neuroscienze, diretto appunto dal professor Robioni. Grazie, complimenti davvero. Faccio riaccomodare il presidente D'Apozzo, resta al centro del palco il vicepresidente Agrusti per il... Va bene, fermatemi, c'è spazio. C'è spazio per tutti. È arrivato il momento del prossimo riconoscimento speciale, che è per Daniela Dorlandi, ambasciatrice d'Italia in Ghana e in Togo dal 2020. L'ha ricordata il presidente D'Apozzo nel suo intervento. Allora, prima il riconoscimento. Allora, do il microfono a questo punto al vicepresidente Agrusti, perché D'Apozzo mi ha detto che giustamente ricorda lei questa storia importante di una cittadina friulana, ricordiamolo. Prego. Ma tutto parte da uno stato di necessità in cui si trovavano e si trovano molte imprese del nostro territorio regionale che non trovano manodopera specializzata per portare avanti le proprie produzioni, e quindi non c'era un'altra modalità per andare a incrociare disponibilità che si trovano in altri paesi attraverso un processo di migrazione
controllata, ordinata e gestita. Abbiamo ritenuto di adoperare il decreto Cutro, che è quello che ha consentito poi lo sviluppo di tutta l'operazione. Abbiamo scelto un paese come il Ghana, e ve lo devo dire senza che nessuno si offenda, lo abbiamo scelto perché è un paese cristiano e perché la religione è dimostrato che ha un valore importante quando si deve parlare non solo di lavoro ma integrazione nelle comunità, e lo abbiamo sperimentato. La nostra fortuna è aver trovato in Ghana una grande persona di questa terra, la Daniela D'Orlandi, che è fino a pochi giorni fa ambasciatrice e ancora ambasciatrice in Ghana, che ci ha sostenuti e ci ha indicato il percorso che dovevamo fare in una situazione complicata, in un paese lontano, con le sue regole, i suoi ritmi, le sue lentezze. Ecco, se non avessimo avuto lei non saremmo riusciti a far nulla. Lei ci ha fatto conoscere le scuole dei Salesiani, ci ha creato il percorso attraverso il quale abbiamo formato centinaia di ragazzi che poi hanno superato l'esame di italiano all'Università di Siena, hanno imparato in Ghana il mestiere che serviva azienda per azienda, e devo dire che proprio oggi, è il primo giorno di lavoro in Fincantieri dei primi 15 ragazzi che sono arrivati in Italia. Entro febbraio-marzo ne arriveranno più di 200. Per cui dobbiamo dire che tra i friulani del mondo ci sono sempre delle persone che ci stupiscono. La Daniela D'Orlandi è stata una di queste. Io credo che insieme a lei faremo degli altri progetti. Stiamo già pensando di realizzare in Ghana una fabbrica di cioccolato, ma questo è per la prossima volta. Ecco, mi permetto solo di aggiungere a proposito del progetto Ghana che l'iniziativa è stata tenuta a battesimo dal Presidente della Repubblica Mattarella. È giusto ricordarlo, che ha parlato di un modello al quale ispirarsi, quindi era giusto sottolinearlo. È diventato un modello nazionale. Ecco, mi sembrava corretto ricordarlo. Grazie, complimenti, allora buon lavoro, perché ci pare di capire che c'è dell'altro che bolle in pentola. Grazie. Vi chiedo se volete rimanere entrambi a questo punto al centro del palco, perché è arrivato il momento delle targhe dell'eccellenza. Che dite? Sì, è un momento importante. Ecco, intanto vediamo arrivare le targhe dell'eccellenza, rappresentate da un'artistica e preziosa rappresentazione dei mestieri, abbinata alla riproduzione della medaglia del Linussi, per la cui concessione va un rinnovato grazie al Museo Gortani di Tolmezzo. E allora, con il Presidente e il Vicepresidente, la prima targa dell'eccellenza va alla cooperazione transnazionale, e la Giunta ha inteso destinarla al Network Nuova Alpe Adria, NAN. A ritirare il premio il Presidente Jürgen Mandl della Camera dell'Economia della Carinzia, che invito a raggiungerci sul palco. Complimenti. Rete istituzionale transfrontaliera, foriera di collaborazione e confronto costante sui temi comuni di interesse. Con la storia iniziata nel 2007, l'obiettivo perseguito è di rafforzare la coesione e la collaborazione transnazionali, riunendo magistralmente la Regione Alpe Adria sotto l'egida delle Camere di Commercio, e così gli enti camerali coinvolti di Austria, Italia, Slovenia e Croazia si adoperano con costanza per sostenere la conoscenza reciproca dei territori e naturalmente la cooperazione. Grazie, grazie. Grazie. Prossima targa dell'eccellenza nell'economia del 2024 va a Luigi De Puppi, impossibilitato per precedenti e improrogabili impegni di lavoro. Non è qui con noi, ma a ritirare il premio c'è la figlia Caterina De Puppi, che invito a salire sul palco.
Una carriera illuminata, vanta un'esperienza manageriale, venite tutti più avanti che così siamo anche più a favore di luci. Esperienza manageriale di altissimo livello in importanti aziende italiane ed internazionali, spaziando dal settore industriale al settore assicurativo bancario, forte di una rara capacità di intraprendere percorsi di innovazione e competitività nelle grandi realtà imprenditoriali che ha contribuito a portare al successo. Un leader straordinario ai più elevati livelli internazionali che abbina ad una non comune umanità e con il suo operato rende onore alla terra friulana. Attraverso la figlia, quindi complimenti e congratulazioni a Luigi De Puppi. Grazie. Ed ora la targa dell'eccellenza nella cultura per il 2024 all'Associazione Culturale Comitato di San Floriano, il Legio Tolmezzo, a ritirare il premio la Presidente, la dottoressa Lara Job, e da parte nostra il saluto anche agli altri rappresentanti del Comitato presenti in sala. Un progetto unico che ogni anno offre una magnifica occasione di incontro per la bellezza e l'eleganza di capolavori firmati dai più grandi artisti di tutti i tempi o sconosciuti, sempre di assoluto incanto, una casa esposizione che si propone con una mostra d'arte a respiro internazionale in un piccolo e affascinante lembo di terra tra le montagne della Carnia. Il Legio, il Comitato di San Floriano, da 20 anni porta un messaggio di straordinaria importanza artistica e di riflessione per percepire il senso della vita e della condizione umana con un'accoglienza accurata dai giovani del territorio, desiderosi di trasmettere con entusiasmo la storia dell'arte racchiusa nelle opere. Con il proprio operato contribuisce ad accrescere la riconoscibilità, la credibilità della terra friulana nel mondo. Vedo Don Alessio Geretti, poi al buio, so che ci sono anche altri rappresentanti del comitato. Buonasera, grazie perché avete fatto conoscere il Legio, da dove arrivano visitatori veramente da ogni parte del mondo, con un ruolo che è stato ricavato e pensato per i giovani che è davvero importante, per cui per tutto questo un ringraziamento davvero speciale. E qua chiamiamo tutti. Allora, siamo alla targa dell'eccellenza dedicata all'approccio manageriale nello sport. Una targa che viene assegnata a Giampaolo Pozzo, che invitiamo un applauso dal palco e dalla platea. Un applauso che è un grazie, lo leggiamo così, da parte del Friuli e non solo. Raccogliamo, Udine gridano dalla platea, raccogliamolo questo applauso, prego. Appartiene ad una importante famiglia di imprenditori dotato di una visione industriale da sempre innovativa, si contraddistingue per una storia imprenditoriale e sportiva di elevato valore. Personalità perspicace, intraprendente, ha trasferito l'indole e l'approccio manageriale nel mondo del calcio, creando una grande storia sportiva con la sua amata Udinese. E il suo legame con il Friuli è indissolubile, tanto da diventarne ambasciatore e modello di riferimento nello sport, lasciando un'impronta indelebile nel cuore dei friulani. Con il suo operato ha contribuito ad accrescere la riconoscibilità e la credibilità del nostro territorio in Italia e nel mondo. Grazie. E qua la platea si alza in piedi. Grazie mille. Grazie mille. Sono commosso per l'accoglienza che mi avete dato. Devo dirvi che
per me l'Udinese, ricordo la frase di Vittorino Meloni, che era il direttore del Messaggero, il quale mi ha detto: guardi che l'Udinese e gli alpini sono, diciamo, la cosa più amata in Friuli. E io amo e ho amato l'Udinese fin da bambino, e quindi diciamo quello che ho fatto l'ho fatto rubando ore al mio lavoro e anche l'extra lavoro, e l'ho fatto con grande passione. Vorrei solo in futuro ottenere qualcosa di più a livello di risultati, di tornare in Europa. Ecco, solo quello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco. Grazie mille. Grazie mille. Volete, Sindaco, voleva dire una parola? Allora voglio solo dire una cosa, che quello che è bene per l'Udinese è bene per il Friuli, e quindi forza Udinese e forza Friuli. Per sognare c'è sempre tempo, quando poi si dà concretezza ai sogni e la strada è sicuramente più facile. Siamo arrivati con questo momento emozionante alla chiusura della cerimonia. Do la parola al Presidente D'Apozzo per una battuta conclusiva. Abbiamo concluso con D'Apozzo che premia Pozzo. Quindi come conclusione direi che abbiamo avuto un momento molto bello che il Presidente ha ricordato non solo nei valori sportivi ma nei valori anche radicati nel nostro territorio, nella nostra città capoluogo. Grazie Michelangelo, perché stiamo facendo come Camera di Commercio Udine e Pordenone delle belle cose importanti, cose utili, e spero che possiamo essere nel nostro piccolo di esempio, dove territori con caratteristiche diverse ma fatte da persone con lo stesso carattere possano essere utili allo sviluppo del nostro territorio. Grazie ai premiati, grazie a tutti voi, grazie Ministro, grazie Assessore, grazie Sindaco. Allora vi ricordo che all'uscita è allestito un buffet che la Camera di Commercio vi propone nel solco della tradizione rinnovata, un raffinato aperitivo friulano, una nota di servizio. Tutti i premiati sono pregati di salire sul palco, di raggiungere i rappresentanti delle categorie economiche assieme ai componenti della giunta camerale, perché c'è appunto la foto di gruppo, questo scatto, questa foto ricordo. Complimenti a tutti i premiati, grazie alle autorità. Grazie alle istituzioni e buona serata. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie.